Venatus, c'è Venatus. Manca proprio dire. Insieme, Orus, quando Venatus, c'è Venatus. Solo i maschi. Questo poi è da valutare, caro. Orus, quando Venatus, c'è Venatus. Arus, quando Orus, c'è Venatus. Che le fa con un brino e chi le chiusa a vince sta rossa manuina, ma casa fine fa la gente vede con russo fa russo e che la russa casa fa rossa e che paese che fa da Roma se roce russo mamma, professore, mamma, se no, io vedo quello che può fare. Roio, figlia mia. E chi sa per me se mette roio, figlia mia. Ma non esiste proprio bene, mamma. Ora rimane mamma me a scuola, me a parlare con il professore. E il giorno dopo la signora veramente armata, quasi fino ai denti, comincia a picchiare il preside, i bidelli. Arrosto, professore, sposi di cambi se tu a mio figlio. Esce un professore timido. Signor, sono stato ma perché? Professore, voi avete pigliato antipatica figlia, no? Ha scritto a cascata. Professore, ma avevi ragione. Ma come mamma si scrive a cascata? Si scrive a inciampata. Mamma, oh cascata, oh inciampata, sempre a terra andate e fronte mio acciaccato. E che le ha vinto? E poi ho detto Giacomino, una domanda facile. Dove abiti? A Piazza Garibaldi. E chi è Garibaldi? O padrone della piazza. Papà, perché tanti alighieri paragonavano la donna ad un miracolo? Perché non conosceva mamma da belle papà. Ma no, chi sta a rispondere, ingegnere Matozzi? Pronto, ingegnere? Ingegnere, sto facendo le scale. Si ingegnierite? Sì. L'appalto è firmato. Avevo veduto. C'è i soldi sui nostri. Oh, grazie ingegnere. Voi arrivate proprio nel momento del bisogno. Come fa? Ma come avete detto? Signor, ma non facile apposta. Signor, andate sempre dritti. Non la prima VP, non la seconda. Piazza, a destra e piazza Carlo III. Avete capito? Vabbè, Giovannotte, che lei è poco nervoso, ma c'è domani una tavola, aspetta. Scusate Giovanno, ma come avete detto? Signore, andate sempre dritti. Ma che può? Non la prima figlia, non la seconda. La terza piazza a destra è piazza Cacacà, è piazza Carlo III, ma avete capito? Giovanni, fa staffa! Io avevo capito, c'era la prima volta, quella è mia figlia che dice mamma come dice bella, ma tu dici una tavola!